Si alza il sipario, amici della Wii Sport, sul campionato Under 17 regionale. Al comunale Santa Teresa di Riva la Ionica ospitava il Giardini. Si consuma in riva allo Ionio questo derby. Rinnovatissima la formazione di mister Gulisano, ex Acireale, che potrà contare su molti volti nuovi. Non saranno tutti della partita però quest'oggi. Fischietto acese per l'occasione affidato da Andrea Martino Calabrò. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, completo bianco per la Ionica con pantaloncini blu. Divisa variegata invece per la SD Giardini. Vanno a contendersi a centrocampo il primo possesso i due capitani, rispettivamente Matteo Pellizzeri, classe 2002 per la Ionica, e Vincenzo Dilettoso per la SD Giardini Naxos. Il primo possesso sarà gestito dai Santa Teresini, ma la prima occasione è subito di marca Giardini. Dopo 7 minuti Dilettoso dagli 11 metri raccoglie questo pallone dalla destra, ma lo calcia addosso all'estremo difensore informante. Risposta dall'altro lato all'11° della Ionica col pallone dentro di Trovato. C'è la Torre a rimettere il pallone in aria, si avvita Branca che riesce a battere Basile per il vantaggio della Ionica. All'11° cambia il parziale al comunale Santa Teresa di Riva, riesce a risolvere questa mischia in area con la semi sforbiciata il numero 10, classe 2002, Marco Branca. E una solo ora dei Santa Teresini, ancora un pallone dalla destra. De Glo questa volta è sfortunato e la sua incornata si infrange sul palo. Stessa azione 7 minuti più tardi, sempre sui sviluppi di uno schema. Trovato mette il pallone dentro, De Glo svetta ancora una volta più in alto di tutti, riesce però ad alleggerire la difesa del Giardini che ora è in difficoltà, ma ci penserà un minuto più tardi Raffaele Scuderi a fare tutto da solo. Progressione clamorosa sul binario mancino, va via il diretto avversario, si sposta il pallone sul destro, va a cercare il palo lontano, lo trova e c'è l'Eurogol di Raffaele Scuderi al 24°, ristabilisce la parità del punteggio con un gran gol alla Gervigno. 1-1, tutto da rifare per la Ionica, ma che bello il gol del numero 10 del Giardini, che ora è rinvigorito e vuole provare a portarsi avanti. Ci prova con l'altro Scuderi Enrico, il suo colpo di testa però risulta fiacco. Nel primo minuto di recupero ci prova allora Cassaniti per la Ionica, non riesce però a correggere verso la porta difesa da Basile. A seguire solo il duplice fischio il direttore di gara Calabrò. Squadre alla pausa sul parziale di 1-1 all'iniziale vantaggio di Marco Branca. All'11° ha risposto con un gran gol Raffaele Scuderi. Al 24° si torna in campo ancora senza cambi, quando Samperi riesce ad allontanare dopo una respinta corta di Basile. Al 42° slide indoor della gara, infatti incomprensione clamorosa tra il direttore di gara Calabrò e Dilettoso, che era rientrato in campo dopo un infortunio senza aspettare il cenno dell'arbitro, e comunque aveva indirizzato il proprio braccio verso la panchina del Giardini. Lo manda così anzitempo sotto la doccia. 5 minuti più tardi allora prova a sfruttare immediatamente la superiorità numerica alla Ionica con questa azione manovrata che riesce a liberare al destro Anthony Trovato, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. 72° ci prova per lo più da calcio piazzato la Ionica, punizione dalla distanza, la palla rimbalza davanti a Basile, riflesso felino che riesce a mantenere la propria porta inviolata in questa seconda frazione di gioco. 3 minuti più tardi, ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, ci prova allora De Glo di Potenza, ma ancora una volta un riflesso prodigioso dell'estremo difensore del Giardini a rispedire al mittente gli attacchi della Ionica. 3 minuti di recupero, nel primo di questi all'occasione Branca di portare a casa i 3 punti, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Terminerà così la sfida, triplice fischio il direttore di gara Calabrò. Game over al comunale di Santa Teresa di Riva. Ionica e Giardini si dividono un punto per 1-1. Apre Branca, risponde Raffaele Scuderi con un Eurogol.